canto numero 161. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato. Ha dato ascolto al mio grido, mi ha liberato dalla morte. Eccomi, eccomi, Signore, io vengo. Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e la pazienza di Cristo sia con tutti voi. La liturgia celebra oggi la memoria di Sant'Ignazio d'Antiochia, vescovo e martire, uno dei grandi padri apostolici. Ignazio, vescovo di Antiochia di Siria, al tempo dell'imperatore Traiano, 98-117, fu arrestato quale cristiano e condotto a Roma per essere dato in pasto alle belve nel circo. Nel suo viaggio fu confortato da incontri con alcune chiese dell'Asia Minore, alle quali lasciò 7 lettere giunte fino a noi, documento vivo della sua dottrina e sollecitudine pastorale e testimonianza del suo desiderio di seguire Cristo fino al martirio. Di fronte ad alcune divisioni, egli invitò con insistenza la comunità cristiana a mantenere la concordia attinta all'unica mensa eucaristica, sotto la guida del vescovo, con il suo presbiterio. La sua memoria ricorre il 17 ottobre nella tradizione siriaca. Il suo nome fu inserito nel canone romano. Una figura di santo che ha segnato la storia, è stata riscoperta nel secolo scorso perché sono state rinvenute le sue 7 lettere, che sono di una spiritualità e di una teologia straordinaria. Sull'esempio di Sant'Ignazio vogliamo anche noi essere docili all'azione dello Spirito per essere testimoni gioiosi del Signore. E per quelle volte che non abbiamo saputo esserlo, con umiltà diciamo: Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre ed intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nella testimonianza dei santi martiri edifichi il corpo mistico della tua Chiesa, fa che la gloriosa passione che meritò a Sant'Ignazio una corona immortale
doni a noi protezione perenne. O Padre, che nel tuo Figlio unigenito, che ha preso su di sé le nostre infermità, hai voluto manifestare la forza della debolezza e della sofferenza umana, ascolta con benevolenza le preghiere che ti rivolgiamo per i nostri fratelli infermi e concedi a coloro che si trovano nel dolore, nell'angoscia o nella malattia di sentirsi chiamati alla beatitudine promessa agli afflitti e di riconoscersi uniti a Cristo, che ha sofferto per la salvezza del mondo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, io non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima come del greco. In esso infatti si rivela la giustizia di Dio, da fede a fede, come sta scritto, il giusto per fede vivrà. Infatti l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che Dio si può conoscere è loro manifesto. Dio stesso lo ha manifestato a loro. Infatti le sue perfezioni invisibili, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del mondo attraverso le opere da lui compiute. Essi dunque non hanno alcun motivo di scusa, perché, pur avendo conosciuto Dio, non lo hanno glorificato né ringraziato come Dio, ma si sono perduti nei loro vani ragionamenti e la loro mente ottusa si è ottenebrata. Mentre si dichiaravano sapienti, sono diventati stolti e hanno scambiato la gloria di Dio incorruttibile con un'immagine e figura di un uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Perciò Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri del loro cuore, tanto da disonorare fra loro i propri corpi, perché hanno scambiato la verità di Dio con la menzogna e hanno adorato e servito le creature, anziché il Creatore, che è benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio. I cieli narrano la gloria di Dio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annuncia il firmamento, il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Alleluia, alleluia, alleluia. La parola di Dio è viva, efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre Gesù stava parlando, un fariseo
lo invitò a pranzo. Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide che si meravigliò che non il fariseo vide e si meravigliò che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo. Allora il Signore gli disse: voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria. Stolti, colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro. Parola del Signore. Il brano del Vangelo ci ricorda un principio fondamentale dell'agire che è dato dalla intenzione, la motivazione per cui si opera. Il bene o il male nascono dal cuore, dall'intimo, e l'intenzione è quella che dà valore alle azioni. E nella prima lettura, la lettera ai Romani, che ci accompagnerà in questi giorni per una riflessione quotidiana, l'inizio della lettura è particolarmente importante perché è la sintesi di tutti i temi che l'Apostolo svilupperà nel corso della lettera, i versetti 16 e 17. Io non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima come del greco. In esso, infatti, si rivela la giustizia di Dio da fede a fede, come sta scritto: il giusto vive per la fede. Paolo qui fa il grande enunciato, il Vangelo, la fede, il Vangelo che non è un insieme di teorie, il Vangelo che è una persona, è il dono del Padre Celeste agli uomini del Figlio suo. Il Vangelo è Gesù, la bella notizia, Vangelo, che Dio si è inserito nella nostra storia, si è fatto carico della nostra realtà umana, l'ha sperimentata in prima persona, per cui l'uomo non è più solo, ma questo deve essere compreso, può essere compreso unicamente attraverso la fede. Razionalmente non c'è nessuna dimostrazione. La fede ci fa riconoscere in Gesù il Figlio di Dio, il Salvatore, il Redentore dell'umanità. Sant'Ignazio, coinvolto nel mistero di Cristo, desiderava farsi egli stesso Eucaristia, pane spezzato nel martirio
per la vita della Chiesa. Uniamoci a questo sacrificio di amore e di obbedienza e diciamo insieme: rinsaldaci nella fede, Signore. Rinsaldaci nella fede, Signore. Dona a tutti i battezzati un appassionato amore per la tua Chiesa, che fu quello del Vescovo Ignazio. Noi ti preghiamo. Rinsaldaci nella fede, Signore. Dona alle Chiese perseguitate la forza di rimanere sempre fedeli nella prova e ricche di speranza. Noi ti preghiamo. Rinsaldaci nella fede, Signore. Dona ai pastori di ricostruire l'unità del tuo popolo nel segno della carità e dell'Eucaristia. Noi ti preghiamo. Rinsaldaci nella fede, Signore. Dona ai sofferenti e agli agonizzati la certezza profonda che il tuo pianto sarà cambiato in gioia senza fine. Noi ti preghiamo. Rinsaldaci nella fede, Signore. Dona a noi che ci accostiamo alla mensa eucaristica l'ardore di Ignazio nell'imitare Cristo. Noi ti preghiamo. Rinsaldaci nella fede, Signore. Dona a quanti si cibano del corpo e sangue di Cristo di vivere nella fede la vita di ogni giorno per diventare tuo vero frumento. Noi ti preghiamo. Rinsaldaci nella fede, Signore. O Dio che doni la vita, ti ringraziamo perché ci sei venuto incontro nella persona di Cristo Gesù, liberatore da ogni paura e vincitore della morte. Nutrendoci di Lui, pane vivo, veniamo confidenti verso di te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. L'acqua unta di Dio sia segno della nostra unione con la vita divina, che abbiamo voluto assumere la nostra natura umana. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, che ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Ti preghiamo perché portando all'altare del Signore gli impegni e i sacrifici di questa giornata divengano un'offerta gradita a Dio Padre Onnipotente. Gradisci l'offerta del nostro sacerdotale, come hai accolto Sant'Ignazio, frumento di Cristo macinato nel martirio, per formare per te un pane puro, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il sangue versato dal
santo martire Ignazio, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio per il Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio
beneficio della nostra riconciliazione, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede dell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, tuo servo il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, l'ordine episcopale, presbiteri, diaconi, consacrati e il popolo che tu hai redetto. Ricordati dei nostri fratelli. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. Per Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni il bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, con amore di figli diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardate ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto 236.
L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto, come una cerva nela ai corsi delle acque, così la mia anima nela a te, oh Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. Anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Sia gloria al Padre e al Figlio, allo Spirito Santo, a chi era e sarà nei secoli il Signore. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Preghiamo. Ci sostenga e ci rinnovi, o Signore, il pane celeste che abbiamo ricevuto nel giorno della nascita al cielo di Sant'Ignazio, e ci renda veri cristiani nel nome e nelle opere. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci sostenga con la sua benedizione Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. 43. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amore. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a vederla un dì. Andrò a vederla un dì, e il grido di speranza che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolori. Al cielo, al cielo, al cielo, andrò a